La trasmissione è offerta da Pasta di Sardegna, pasta fatta in Sardegna da gente di Sardegna. Permesso, buongiorno, stiamo cercando signora Gilda dell'agriturismo Salorighita di Morgongiori. Sono io, è arrivata nel posto giusto. Ah, benissimo, che fortuna, lei sta già lavorando anche. Sì, in effetti sì, mi sto accingendo a preparare le lorighitas. E allora siamo curiosissimi di scoprire come vengono preparate le lorighitas. Partiamo. Partiamo, allora, innanzitutto ci vuole la semola di grano duro. La mettiamo nella ciotola. Le dosi consigliate? In sashiveda. Allora, 1 chilo di semola, un po' di sale per il battesimo, si mette nell'acqua. Per il battesimo? Per il battesimo. Sa gente antica ponianta sempre sasavi o battiai su un pasto che si varia. Da qualsiasi impasto se si fatto si ponia sempre sasavi o battiai. Mettevano quindi sale per il battesimo. Sì, un po' di sale per il battesimo. E adesso impastiamola. Mariangela, mi aggiungi un po' d'acqua per cortesia? Eccomi, spero di non combinare danni. No, che sei bravissima. Ti voglio proprio Vado? come allieva. Vado? Ok? Così? Brava, ancora. Basta così, Basta. grazie, sì. Continuiamo a lavorare la pasta. Un bel gruppo per la preparazione delle lorighitas. Gilda, siete amiche? Sì, come appunto avete visto ci siamo trasferite qua e c'è Peppina che sta lavorando come si faceva una volta, cioè fivendi come si viva a Sallana. E proprio le lorighitas si facevano proprio così, con questo movimento delle mani. Ora naturalmente ci aiutiamo con una trafila a mano piccolina per velocizzare anche la lavorazione. Qua si usa la trafila così, poi si taglia. Maria Bonaria, questa è la pasta che esce dalla trafila? Sì, Si lavora? sì. Cosa deve fare ora? Adesso devo fare le lorighite. Quindi prende la pasta, Sì. si arrotola. Le lorighitas hanno un grande valore anche sociale. Sì, in effetti è una pasta molto molto antica. Mia mamma che ha 84 anni racconta che anche la nonna le faceva e la nonna raccontava che appunto le faceva anche sua nonna. Di conseguenza non abbiamo una precisazione di quanto possono essere antiche questa pasta, però sicuramente è molto più di 300 anni. Adesso a dubi e chi si desameritai. Tra la lera 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 tra la lera la. E nei cessi le lorighitas devono essiccare per quanto tempo? Allora, adesso in inverno minimo una settimana.
d'estate invece anche solo 3 giorni, perché non bisogna esporle al sole o molto caldo, perché altrimenti si potrebbero spezzare, perché si essiccano esternamente, invece l'interno resta umido e si potrebbero guastare, ammuffire. E ora sappiamo tutto sulle loriguitas che si possono preparare anche per il cenone e per il pranzo di Natale. Eh sì, io ve lo consiglio vivamente, farete un'ottima figura con i vostri amici facendo le loriguitas come primo piatto nel menù di Natale e nel cenone di Capodanno. Naturalmente vi aspetto numerosi a venirci a trovare e a mangiarle cucinate da me e naturalmente acquistarle e poi cucinarle voi a casa vostra con una vostra ricetta. I segreti del cuoco però si fermerà, lo ricordiamo, per la pausa natalizia. Torneremo però il 3 gennaio, lunedì 3 gennaio, gli orari sono gli stessi, alle 14:20 e alle 20:30. E noi intanto cosa dobbiamo fare? Auguriamo buon Natale a tutti quanti!